Ci rivolgiamo alla parola del Signore. Andiamo a leggere insieme il Salmo 9 e poi leggeremo anche parte del Salmo 10. Alleluia. Salmo 9. A Dio sia la gloria. Io celebrerò l'Eterno con tutto il mio cuore. Narrerò tutte le tue meraviglie. Io mi rallegrerò e festeggerò in te. Salmeggerò al tuo nome, o Altissimo, poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti al tuo cospetto. Poiché tu hai sostenuto il mio diritto e la mia causa, ti sei assiso sul trono come giusto giudice. Tu hai rimproverato le nazioni, hai fatto perire l'empio, hai cancellato il loro nome per sempre. È finita per il nemico. Sono rovine perenni. Delle città che hai distrutte si è perso perfino il ricordo. Ma l'Eterno siede come Re, in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio ed egli giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. L'Eterno sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. E quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Eterno, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmeggiate l'Eterno che abita in Sion. Raccontate tra i popoli le sue gesta, perché colui che domanda ragione del sangue si ricorda dei miseri e non ne dimentica il grido. Abbi pietà di me, o Eterno, vedi l'afflizione che soffro da quelli che mi odiano, o tu che mi fai risalire dalle porte della morte, affinché io racconti tutte le tue lodi. Nelle porte della figlia di Sion io festeggerò per la tua salvezza. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta. Il loro piede è stato preso nella rete che avevano nascosta. L'Eterno si è fatto conoscere, ha fatto giustizia. L'empio è stato preso al laccio, opera delle sue mani. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio, poiché il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri sarà delusa in eterno. Ergiti, o Eterno, non lasciare che prevalga il mortale. Siano giudicate le nazioni in tua presenza, o Eterno, infondi spavento in loro. Le nazioni sappiano che non sono altro che mortali. Leggiamo il primo verso del Salmo 10. O Eterno, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempo d'angoscia? Leggiamo il versetto 12. Ergito, Eterno, o Dio, alza la mano, non dimenticare i mansueti. Perché l'empio disprezza Dio? Perché dice in cuor suo non ne farai ricerca? Ma tu hai visto, poiché tu osservi i travagli e le pene per prendere la cosa in mano. A te si affida il misero. Tu sei colui che aiuta l'orfano. Alleluia. Versetto 17 e 18. O Eterno, tu esaudisci il desiderio degli umili. Tu fortifichi il loro cuore. Inclinerai il tuo orecchio per rendere giustizia all'orfano e all'oppresso, affinché l'uomo che è della terra cessi dall'incutere spavento. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. Alleluia. Bellissimi salmi, bellissime parole che vengono dal cuore. Alleluia. Salmo 9 dice così: io celebrerò l'Eterno con tutto il mio cuore. Ed è questo il nostro desiderio, celebrare il nome del Signore con tutto il nostro cuore, perché Egli è degno di essere lodato. Narrerò tutte le tue meraviglie.
Io mi rallegrerò e festeggerò in te. Salmeggerò al tuo nome, o Altissimo. Alleluia. Vogliamo unirci a queste parole. Vogliamo sentirle nostre. Alleluia. Vogliamo innalzare il nome del Signore, qualunque sia la condizione forse nella quale viviamo. Forse non è una condizione semplice, forse stai vivendo un'afflizione particolare, ma il Signore è degno di essere lodato. Alleluia. La nostra fiducia è nel Signore. O abbiamo letto, l'Eterno sarà un rifugio sicuro per l'oppresso. Amen. Un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Alleluia. Facciamo del Signore il nostro rifugio. Questo significa che anche se siamo travagliati, aggravati, oppressi, andiamo a Lui, lodando il suo nome. Amen. Innalzando il suo nome. Alleluia. Il nemico sarà sconfitto. Alleluia, quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Eterno, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Quelli che cercano il Signore trovano il Signore. E il Signore non abbandonerà mai quelli che cercano il suo nome. Amen? Alleluia, ci consola queste parole? Amen, grazie per il sì di Vittuale, gloria a Dio. A volte ci sentiamo poveri, inermi, incapaci, ed è così. Sicuramente di fronte a chi è più forte di noi nel mondo ci sono tante persone che non fanno che schiacciare i più deboli, no? E molti sono più forti di noi. Ma non dimentichiamo che noi abbiamo il Signore. Alleluia. Il povero non sarà dimenticato per sempre. Nella speranza dei miseri sarà delusa in eterno. Possiamo dire amen. Certamente c'è un momento di attesa, c'è un momento nel quale sbatti contro qualcosa che è più grande di te. Alleluia, ma non dimenticare che sei una figlia di Dio. Non dimenticare che Cristo Gesù ha dato la sua vita per te. Che non ti ha salvato per dimenticarti. Ti ha salvato per essere sempre con te. Amen. E già ora Lui è sempre con noi e ci consola in ogni nostra afflizione. Amen. Alleluia. C'è una richiesta, è una preghiera. Ergiti, o Eterno. Ergiti, o Eterno. Non lasciare che prevalga il mortale. Gloria a Dio, gli uomini, anche i più forti, dimenticano che sono mortali. Siamo tutti mortali. Alleluia, ma noi come figli di Dio abbiamo la vita eterna. Perché abbiamo creduto in Gesù. Alleluia. E chi si scaglia contro di noi, si scaglia contro Dio. Amen? Alleluia, dobbiamo credere questo. A volte ci sono momenti che diciamo, proprio come abbiamo letto nel primo verso del Salmo 10, o Eterno, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempo d'angoscia? Perché vediamo l'angoscia attorno a noi e non ci rendiamo conto che invece il Signore sta combattendo per noi. Alleluia. Ci sembra che il Signore stia lontano, ma la realtà è che non è che il Signore è lontano da noi, siamo noi lontani da Lui. E allora dobbiamo rivolgerci al Signore, cercarlo, combattere anche contro noi stessi. Alleluia, contro i nostri pensieri. E dire non è come pensi. Non dare ascolto a questo pensiero che Dio è lontano da te o si sia dimenticato di te. Il Signore è vicino. Amen. Alleluia. Il povero non sarà dimenticato per sempre. Nella speranza dei miseri sarà delusa. Ergiti, o Eterno. La nostra preghiera deve essere questa. Ergiti, o Signore. Innalza, alza la mano. Non dimenticare i mansueti. Gloria al Signore, perché noi
come figli di Dio abbiamo un carattere mansueto. Se gli altri sono litigiosi e combattono in un modo diverso, noi ci asteniamo, vero? Dalla reazione o dal controbattere allo stesso modo, riceviamo un colpo e diamo un altro colpo, no? Noi siamo figli di luce. Amen? Amen. Alleluia, dobbiamo sempre mostrare la mansuetudine. Perciò la nostra preghiera sia non dimenticare i mansueti. Alleluia. L'empio disprezza Dio. Dice in cuor suo, non ne fare ricerca. Ma tu hai visto, poiché tu osservi i travagli e le pene per prendere la cosa in mano. Signore, prendi la situazione in mano tua. Sono cose che veramente sono difficili per noi a risolverle. A volte nella confusione, entra in confusione uno dicendo, esaminando la situazione, ma da dove devo cominciare? Cosa devo fare per prima cosa, no? Come devo muovermi? Beh, io ti dico una cosa, muoviti facendo la cosa giusta. Cerca il Signore, chiedi consiglio a Dio e lascia che il Signore prenda tutto nelle sue mani. Amen. Alleluia, a te si affida il misero. Ci affidiamo al Signore. Tu sei colui che aiuta l'orfano. Alleluia. Signore, esaudisci il desiderio degli umili. Fortifica il loro cuore. Inclinerai il tuo orecchio per rendere giustizia all'orfano e all'oppresso. Deve essere questa la nostra fiducia. Come dire, il Signore mi ascolterà. Non entriamo in confusione, non ci smarriamo, vogliamo essere fermi nelle promesse del Signore. Abbiamo da parte nostra la parola di Dio che ci ricorda la fedeltà di Dio. Amen. Alleluia. Il Signore è con noi in ogni momento. Alleluia. Ripeto, a volte umanamente comprensibile, grazie a Dio, Egli ci comprende. Quando diciamo, perché te ne stai lontano, Signore? O quante volte diciamo, Signore, ma ti sei dimenticato? Signore, non vedi? Ma dove sei, Signore? Grazie a Dio, il Signore ci comprende. Alleluia. Voglio ringraziare il Signore per la sua comprensione. Il Signore ci comprende i nostri momenti d'angoscia, i nostri stati d'animo. A volte sa che siamo umani. Alleluia. Eppure il Signore è sempre accanto a noi. Alleluia. Il Signore prende la difesa di chi è senza difese. E molte persone ho conosciuto che forti, si sono sempre sentiti forti. E il Signore mi ha sempre dato vittoria. Pur non avendo chissà quali conoscenze, posso dire, Signore, è stata sempre la mia vittoria. Ho dovuto solo aspettare, a volte subire in modo inizialmente una sconfitta, ho perso forse qualche battaglia, ma ho vinto sempre la guerra. Nel nome del Signore, il Signore è sempre stato dalla mia parte. Gloria a Dio. E a volte si possono perdere qualche battaglia, si può anche perdere, ma l'importante è la vittoria finale. E a volte subisci qualche umiliazione, ma non importa, vai avanti, il Signore vede, il Signore ascolta le offese che riceviamo. Gloria a Dio. E quindi gloria al Signore, perché Egli non permetterà mai che il malvagio prevalga. È vero? Signore, esaudisci sempre il desiderio degli umili, fortifica il loro cuore, ascolta, inclina il tuo orecchio alla loro richiesta. Alleluia, ergito eterno, alza la mano. Alleluia, a te si affida il misero e noi ci affidiamo al Signore, perché anche noi siamo miseri, fallaci, deboli, E non dimentichiamo che senza il Signore noi non possiamo fare nulla. Alleluia. Quindi vogliamo confidare nel Signore, vogliamo rivolgerci alla preghiera, presentare al Signore la nostra causa. E vogliamo dire, Signore, io non posso mettere mai, tu sai, Signore,
che io sono limitato, ho dei limiti, ma tu sei Dio. Ergiti, o Signore, alza la mano, mostrami la tua giustizia. Sia questa la nostra preghiera. Diamo fiducia al Signore, affidiamoci al Signore ed Egli opererà sicuramente, perché Egli è e sarà sempre la nostra vittoria. Amen. Perciò possiamo insieme a Davide dire: io celebrerò l'Eterno con tutto il mio cuore. Narrerò, racconterò tutte le tue meraviglie. E ne ha fatte il Signore di meraviglie nella nostra vita. Amen? Amen. Alleluia, ancora ne farà. Alleluia, io mi rallegrerò e festeggerò in te, salmeggerò al tuo nome, o Altissimo, poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti al tuo cospetto. Gloria a Dio per la vittoria che Egli sa darci. Rimaniamo fedeli al Signore, confidiamo in Dio, preghiamo, anche se subiamo qualche colpo, aspettiamo. È un momento forse di sconfitta, gloria a Dio, ma anche in quel momento di sconfitta, dai gloria a Dio. È il momento che il nemico prende la sua parte di vittoria, no? Ma gloria a Dio, la guerra sarà vinta, amen. Alleluia, l'Eterno è un rifugio sicuro per l'oppresso. In tempo d'angoscia, gloria a Dio, il Signore ci protegga, amen, da ora ed in eterno. Alleluia, vogliamo ringraziare il Signore, alleluia, vogliamo dire al Signore: io mi affido a te, Signore, guarda, io non so cosa fare, ma i miei occhi sono rivolti a te, Signore. Alleluia.